Bando periferie, ancora in primo piano con il sindaco di Agrigento che va giù duro con il governo affermando che la città non può aspettare fino al 2020 senza una previsione finanziaria. Il primo cittadino di Agrigento, Lillo Firetto, non usa mezzi termini nel chiedere al governo di Roma di agire sul serio nei confronti appunto delle periferie, riducendo i tempi della burocrazia e agevolando il lavoro di chi in questi mesi si è speso in favore del territorio al fine di superare il degrado esistente. È in quest'ottica che Agrigento ha partecipato al bando per Capitale Italiana della Cultura 2020. Il bando periferie, lo ricordiamo, ha visto al lavoro gli ordini professionali in primo luogo assieme ad associazioni e imprenditori, pensando al recupero delle aree abbandonate attraverso anzitutto il recupero urbanistico. Insomma, Lillo Firetto chiede al Presidente del Consiglio di accorciare i tempi in modo che i comuni come Agrigento possano realizzare finalmente i progetti esecutivi e cantierabili ammessi al finanziamento del bando periferie. Intanto, grazie ad una mozione del Movimento 5 Stelle della Lega, il Senato corre in aiuto anche di Firetto, approvando un provvedimento che anticipa di un anno l'avvio dei lavori con l'apertura dei cantieri. Questo naturalmente riaccende le speranze su Girgenti, la parte del capoluogo agrigentino che ha diritto a riscattarsi dopo decenni di abbandono. Il centro storico, stando sempre alle parole del sindaco Firetto, è pronto infatti al riscatto, come dimostrano le attività intraprese nella parte antica della città, attività che ritornano dopo la chiusura forzata che risale ai tempi della frana. Per il sindaco della città dei Templi, il bando periferie significa dare linfa a questo coraggioso avvio delle attività lavorative. Significa soprattutto mostrare la voglia di tanti cittadini di investire sui giovani e sull'accoglienza. Tutto questo, conclude il sindaco di Agrigento, non merita di essere vanificato. Staremo a vedere se ci sarà realmente l'impegno nei confronti di Agrigento e delle città che vivono realtà simili.